strassi feroci, gatti e o, muori su un barco speso, corremo, se fermi si no, se ne battemo, sapore Luisa, non state della pena, se trovo una casa. Secondo appuntamento sotto le stelle a parlar di Veneto, venerdì 30 luglio al Parco Nuove Gemme di Spinea. La rassegna promossa dal Consorzio delle Proloco del Decumano, una ripresa culturale per le comunità del Milanese nonostante la pandemia. È una iniziativa che è al secondo anno, ma sono cose che noi come UMPLI della città metropolitana di Venezia stiamo sviluppando un po' partendo anche dal litorale, dove ci sono parecchi milioni di turisti che hanno bisogno anche di capire e di scoprire l'entroterra. E l'UMPLI Venezia, attraverso i fiumi, attraverso i corsi d'acqua, cerca di entrare in questo territorio, far scoprire ambiente, cultura, e soprattutto con questo facciamo anche ravvivare il territorio anche dal punto di vista delle imprese. Questa è una manifestazione che vuole riaprire le porte alla vita, chiudendo, sperando al più presto, la pandemia e ridando fiducia ai cittadini di Spinea e a tutto il paese intero. Sì, noi siamo molto propositivi nel fare le cose, tanto è vero che l'estate abbiamo fatto parecchie cose, fra concerti qua proprio al Parco Nuove Gemme e alcune esibizioni di danza classica in Villa Simeon della biblioteca. E vorremmo fare la fiera di Spinea, che è dal 3 al 7 settembre, speriamo di riuscire a farla se i protocolli ce lo consentono, perché oggi è tutto un rincorrere di decreti. La serata è stata un viaggio nella storia delle grandi epidemie che hanno colpito la Serenissima dalla peste nera del 300. Il giornalista e scrittore Edoardo Pitalis, intervallato dal duo composto dal Gualtiero Bertelli e Simone Cimo Nogarin, ha evidenziato come gli uomini di fronte alle pandemie e alle paure si siano sempre comportati allo stesso modo. La prima cosa che viene da dire è che gli uomini si comportano sempre alla stessa maniera, 1000 anni fa come adesso, mentono allo stesso modo, prendono i provvedimenti alla stessa maniera, naturalmente con le differenze della scienza che serve e aiuta, ma anche con l'aiuto di scienziati che 1000 anni fa si comportavano esattamente come quelli nostri dei talk show. Quindi i difetti, i problemi, ma anche i pregi sono sempre gli stessi. Muoversi il filo con mano di lana, canta Luisa che passa e lana, canta che gli altri in punta la corda, che se tirano basta merda, ogni bambino tendremo su ste, domani a Madonna, te dai caramelle.